Diramata un'allerta gialla per quanto riguarda la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia e in arrivo una vera svolta meteo con temporali e piogge da quelle indicazioni che sono arrivate nelle ultime ore. Sì, sta cambiando il quadro europeo, l'alta pressione di origine nordafricana si ritira verso il Mediterraneo centro-meridionale e con sé tutta l'aria calda che ci ha interessato per oltre 2-3 settimane, quindi si sta avvicinando una saccatura con aria più fresca. L'aria fresca in realtà fonda verso la Francia e la Spagna, però richiama correnti sud-occidentali su tutto il nord Italia che sono piuttosto intense in quota e anche molto umide, quindi molto instabili e ci saranno appunto dei passaggi temporaleschi, non passerà un vero e proprio fronte, però due impulsi, uno nella giornata odierna tra il tardo pomeriggio e la tarda serata e il secondo invece tra il pomeriggio e la serata di domani, di venerdì. Saranno possibili dei temporali sparsi, alternati a pause asciutte, quindi a pause senza temporali, però dove si verificheranno i temporali, possibilmente su tutta la regione, soprattutto su pianura e costa, potranno essere anche di forte intensità associate a locali grandinate o raffiche di vento e piogge anche localmente intense. Con le due passate probabilmente alcune zone potrebbero superare i 100 mm, dando del sollievo alla siccità che ci sta interessando da alcuni mesi.